La notizia era nell'aria almeno da una decina di giorni, da quando i referenti delle forze dell'ordine e delle polizie locali di tutte le province del Veneto si sono incontrate per cominciare a pianificare la visita di Papa Francesco in Veneto. Oggi l'annuncio ufficiale al termine della riunione della Conferenza Episcopale del Triveneto. È stato il presidente, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, a comunicare l'accertata disponibilità di Papa Francesco a venire a Venezia per un incontro con le chiese del nord-est. Il pontefice sarà a Venezia l'anno prossimo e la visita durerà una sola giornata, durante la quale, oltre alla celebrazione eucaristica, si terrà un evento comune che coinvolgerà tutte le diocesi del nord-est e i giovani in particolare, a cui sarà dedicato il prossimo Sinodo dei Vescovi. Nei prossimi giorni il patriarca si recherà a Roma per definire dettagli e modalità della visita con la segreteria di Stato. Lo aspettiamo a braccia aperte, ha commentato subito il presidente della regione Luca Zaia. Accogliamo con piacere questa visita di Papa Francesco in Veneto, la terra dei papi, come diciamo spesso, Papa Luciani e ovviamente Papa Giovanni Paolo II e poi ancora Papa Ratzinger, adesso Papa Francesco. Speriamo venga nel 2018 appunto con questa visita e magari scelga anche di trascorrere le vacanze in Veneto. Ma la visita a Venezia potrebbe non essere l'unica tappa del Papa in Veneto. In queste ore c'è un'altra indiscrezione che potrebbe trovare conferma a breve e che riguarda la volontà espressa da Francesco di annunciare la beatificazione di Papa Luciani a Canale d'Agordo, paese che gli diede i natali.